L'irruzione dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite ci sta facendo riflettere sulla natura dell'essere umano. In che modo può dirsi diverso e superiore dalle macchine superintelligenti? Gli esperti a questa domanda rispondono chiamando in causa il suo mondo interiore, lo spirito, affollato di solito da tutte le speranze, le angosce, i valori, le preoccupazioni, i sogni tipici degli umani, tutta roba che non è facilmente codificabile in qualche algoritmo raffinato. Ecco perché ci sentiamo a nostro agio oggi nel tornare a un'esperienza spirituale che ha contrassegnato la vita e la storia del movimento dei focolari. Accadde sulle montagne italiane, nelle Alpi, il 16 luglio 1949, 75 anni fa. Protagonisti Chiara Lubich e Gino Giordani, e di questo evento adesso racconteremo qualcosa. Sono ormai 6 anni che Chiara ha iniziato con le sue prime compagne un'avventura veramente singolare, di vita della parola evangelica particolarmente intensa. Diciamo 6 anni perché prendiamo come data di inizio del movimento dei focolari il 7 dicembre 1943. Da qualche tempo eravamo concentrati su un nuovo punto, la parola di Dio. E noi la vivevamo con un'intensità incredibile, continuamente, nell'attimo presente, perché allora non c'erano strutture, opere da dedicarci, era vivere la parola. 1949 è un anno particolare per la storia del mondo. Si iniziano a fare esperienza delle grandi divisioni che sul piano globale daranno poi luogo alla guerra fredda. Insomma, è un anno complicato, in un'epoca complicata, in cui le grandi ideologie di destra e di sinistra spaccano il mondo. Questo è ciò che fanno le ideologie. La scintilla che schiocca il 16 luglio 1949 con il patto fra Chiara Lubich e Gino Giordani è al servizio della ricomposizione in unità di questa umanità verso la frantumazione. Nel 1948, verso il finire del 48, Chiara si trasferisce a Roma. Anche questo è un passaggio importante e sfidante. In questo contesto anche conosce l'onorevole Igino Giordani, proprio in Parlamento. Questa vita però è molto intensa, sentono la necessità di un momento di riposo e a un certo punto arrivano in montagna ed è lì che vengono raggiunte da Igino Giordani, che Chiara chiamava Foco. Era il primo anno che si andava tutti insieme a fare un po' di villeggiatura e fui invitato anch'io. Orbene, siamo andati in un paesetto vicino a Fiera di Primiero, si chiamava Tonadico, e lì sono stato anch'io un primo tempo. Sono stato una decina di giorni insieme con loro, con le focolarine. Mi ricordo che le focolarine andavano a dormire in una specie di fienile chiamato Baita, che apparteneva a Lia, una delle prime focolarine. Io andai in un albergo. Chiara Lubich e Igino Giordani, quindi due personalità sicuramente molto diverse. Igino Giordani, una persona matura, un padre di famiglia, un deputato, una persona con grande esperienza nel campo culturale ma anche umano. Chiara Lubich, una giovane entusiasta della vita e del Vangelo. Igino Giordani vede in Chiara una persona che lo può accompagnare nella sua ricerca, che ha da sempre, di una via di santità. Io volevo realizzare un po' quello che era questa mia fissazione o ideale, non so che dire, e volevo far parte di questa comunità che stava sorgendo.
ma farne parte organicamente, non soltanto spiritualmente, moralmente. E allora un giorno proposi a Chiara, dico: senti Chiara, io vorrei fare un voto di unità, legarmi per tutta la vita al movimento, per essere un focolarino, pur essendo padre di famiglia, pur essendo deputato al Parlamento, pur essendo giornalista, scrittore, eccetera. Io in quel momento questa cosa non l'ho capita. Non l'ho capita perché io non capivo farci santi in due. Io capivo tutti, che tutti siano uno, non due, uno, tutti siano uno. Però dico qui, chissà che non ci sia qualcosa in fuoco che bisogna anche salvaguardare. Chiara non sente questa richiesta come un qualcosa che ha una risonanza nella sua anima. Allo stesso tempo vuole cogliere l'ispirazione che Igino Giordani indubbiamente ha. Ecco, già in questo si vede una capacità l'uno dell'altra di fare spazio all'idea, alla personalità dell'altro. Cosa sentono di fare? Sul suggerimento di Chiara, invece di un voto, fanno un patto. Allora io ho detto: senti, facciamo così. Io non riesco a capire questa unità a due, io voglio che tutti siano uno. Allora facciamo così, domani andiamo alla messa e alla Santa Comunione. Alla Comunione, a Gesù che entra nel mio cuore e a Gesù che entra nel tuo, io dirò: uniscimi a fuoco, come tu sai, non so io come. E tu di la stessa cosa, uniscimi a Chiara, come tu sai. Ecco, fai in modo che sul niente di me, su questo amore reciproco, sia tu a fare questo legame. È una formulazione interessante, sul nulla di noi. Cosa significa nulla di noi? È Chiara stessa che lo dice, sull'amore reciproco, sull'amore che ha la misura di Gesù che muore e risorge, cioè dare spazio all'altro per essere un nuovo Gesù. È proprio questa presenza del risorto fra loro che crea un legame, Chiara dice, migliore di quello che Foco aveva proposto. L'abbiamo fatto. E usciti di chiesa, Foco doveva tornare nella sacristia perché c'erano dei padri che aspettavano una sua conferenza. Lui era famoso anche per questo. Io sono fuori per aspettare Foco, ma penso di rientrare in chiesa ad aspettarlo. E sto lì per pregare Gesù Eucaristia che era nel tabernacolo, per dirgli: Gesù, ma non posso. Quel Gesù infatti che stava nel tabernacolo era anche qui dentro, e che Gesù Eucaristia in me e in Foco aveva operato veramente come vincolo d'unità fra me e Foco, perché noi eravamo niente io, niente lui. Gesù Eucaristia era rimasto Gesù. Ecco, sui nostri due nulla non era rimasto che lui. Dopo cosa è successo? Diciamo nell'immediato Chiara subito va dalle sue compagne e chiede a loro il giorno dopo di ripetere lo stesso patto. Quindi si costituisce subito un corpo fatto di più persone. Il patto è stata un'esperienza mistica, intima, fra Chiara Lubich, Gino Giordani e i primi membri della nascente comunità dei focolari di allora. È stato un evento fecondo, da cui poi sono scaturiti progetti, iniziative, correnti, un patto basato sul nulla di sé. Naturalmente apre per esempio ai dialoghi e il movimento dei focolari oggi è impegnato nella promozione dei dialoghi fra le varie chiese cristiane, con le altre fedi religiose, con uomini e donne di diversa visione e concezione del mondo, con il mondo della scienza, della cultura. Lasciare spazio a Gesù fra noi significa lasciare che sia Lui a fare una politica rinnovata, a fare un'economia
che tenga conto delle sfide di oggi, a fare una nuova cultura. Ecco, lasciare spazio a Gesù e vivere il patto oggi. E a questo siamo tutti chiamati. È un'avventura che ci auguriamo di condurre insieme sempre meglio.